Quello che vedete è Gianni Forti, lo zio di Chicco Forti, un uomo che da anni è recluso negli Stati Uniti per il presunto omicidio e che è al centro di un caso ormai internazionale. Se ne è interessato anche Fiorello recentemente. Gianni, com'è sta storia? Difficile. Dal momento che Chico Forti è stato portato in un'aula di un tribunale Sì? sulla base di prove indiziarie o circostanziali e in base a questo è stato condannato alla più terribile delle pene, benché noi si potesse dimostrare dopo quel processo che le prove cosiddette circostanziali o indiziarie non avevano alcun supporto forense, erano state manipolate, inventate o quantomeno adattate alla situazione che si era venuta a verificare col preciso scopo di incastrare Chico Forti. Ma Chicco è in prigione perché? Essendo stato, secondo gli atti del processo, l'ultima persona che ha visto da vivo la vittima, in quella occasione è stato prima indagato come esecutore materiale del delitto, ma visto che non si poteva provare questo perché non poteva assolutamente esserlo, allora è stato coinvolto come mandante di quel delitto, ma anche questa accusa è caduta. Allora, nella fase finale del processo è stato indicato come una persona che ha portato dall'aeroporto fino al luogo dove vicino è stato trovato morto poi questo tizio, è stato indagato come persona a conoscenza dei fatti, che sapeva che cosa sarebbe successo e che quindi ha coperto i veri esecutori del delitto, e in base a questo è considerato complice e quindi condannato alla stregua degli esecutori materiali del delitto stesso. Come vive Chicco adesso in America? Adesso, dopo più 13 anni e mezzo che è recluso in un carcere di massima sicurezza, vi lascio capire quale può essere lo spirito e comunque la psicologia di Chico in questa situazione. Chiaramente in un carcere dove deve essere nel quotidiano contatto con gente delle specie più diverse che hanno commesso i più orrendi delitti che si possono immaginare, essendo all'interno di questo carcere da innocente, perché io questo vado sempre ribadendo, la sua resistenza non dico che sia eroica, ma comunque la dignità che ha dimostrato e che comunque la non discesa di una qualsiasi, diciamo, un qualsiasi patteggiamento per cercare di venire fuori di questa situazione basato comunque su delle cose che lui non può accettare, in teoria, insomma. Essendo il discorso è questo: se lui volesse un giorno uscire da questa prigione dovrebbe dichiararsi colpevole. Addirittura. Sì, perché in questa maniera si potrebbe accedere a altre strade, tipo, non so, la grazia, la clemency, il trasferimento in Italia o comunque qualsiasi strada che si potrebbe ovviare alla sua reclusione, perché lui ha una condanna a vita dove può uscire solo da morto. Però mai accettare questo tipo di patteggiamenti, anche perché un giorno vorrà abbracciare i suoi figli dell'uomo libero e far sì che loro possano sempre andare a testa alta senza vergognarsi di lui. Ma a livello di internazionale, di scambi internazionali, di ambasciate? Noi, come ho detto prima, non abbiamo mai accettato questo tipo di compromesso. Adesso, con l'appoggio diciamo in prima persona del Dipartimento degli Italiani all'estero e del ministro Giulio Terzi, che ci ha messo la faccia con delle dichiarazioni che ci lasciano ben sperare,
dal momento che la situazione è solo a livello politico che ormai si può risolvere, speriamo che a un certo livello si possa costringere quelli che vogliono seppellire Chico Forti nella sua condizione di morte civile, finalmente ci diano la possibilità di portare davanti a un tribunale che abbia uno speciale riguardo di come si sono svolti realmente i fatti e finalmente dimostrare che lui non ha mai fatto né direttamente né indirettamente il delitto che gli è stato ascritto. Ma c'è una cosa in tutta questa storia che non torna, e cioè il fatto che in Italia c'è una giustizia che arriva fino alla Cassazione, mentre lì e purtroppo lì nell'aula di un tribunale americano vince chi parla meglio, perché il suo compito non è tanto di dimostrare le sue ragioni quanto di convincere una giuria che nel processo specifico di Chico era abbastanza distratta e comunque non in grado di poter valutare a fondo quanto veniva detto durante quel processo. Probabilmente in quell'occasione la parte sostenuta dall'accusatore ha avuto la meglio nel convincere questa giuria e la giuria ha emesso purtroppo un verdetto di colpevolezza. In America questo verdetto è definitivo e non c'è alcun appello da porre se non presentando delle prove inconfutabili delle irregolarità stesse del processo. Noi abbiamo trovato queste prove, abbiamo tentato in tutte le maniere con 6 appelli di cercare di far rivedere il caso di Chico Forti, ma purtroppo ogni volta che si è promossa un'istanza di revisione del caso è stata rifiutata senza opinione, senza motivazione e senza discussione. Gliela butto lì, di brutto proprio. Un aereo arriva sul Cermis, taglia una funivia e di là vengono... Pensi che questo fatto è successo il 3 febbraio del 1988? Sì, me lo ricordo. Chico Forti è stato arrestato il 15 febbraio del 1988, quindi 2 settimane dopo questo fatto. Mentre nel primo caso è stata conclusa un'indagine dove diciamo questa baldanzosa manovra degli americani ha provocato una quarantina di vittime, no, forse 20 vittime. Sì. Nel caso di Chico Forti non è mai stato possibile neanche rivedere tutta la vicenda che è stata costruita attorno a lui e non gli è stata mai data la possibilità di avere almeno una chance di provare le prove che abbiamo raccolto in tutti questi anni, che lui con questo delitto non c'entra assolutamente. Neanche scambio di prigionieri. No, è una condizione che, come ho detto prima, non intendiamo accettare, perché altrimenti significherebbe una missione di colpa e un ricatto morale che noi, sia lui per primo che noi della famiglia, non intendiamo assolutamente. Un'ultima accettare. cosa, so che probabilmente mi risponderà al 20%. Come sta Chico Forti? Beh, Chico Forti ha una dignità incredibile, è riuscito a tener duro per tutti questi anni, anche perché probabilmente è stato avvezzo nella sua carriera di sportivo anche al dolore fisico e quindi diciamo che è super allenato, perché uno ha avuto più di 40 fratture in carriera, però il dolore psichico lo sta distruggendo a poco e non sappiamo purtroppo fin quanto potrà resistere, ma finora ha sempre, diciamo, tenuto duro, sì, chiudiamola così. Le facciamo tanti auguri e speriamo che anche da queste immagini, da queste sue espressioni sincere, possa venire un aiuto a Chico. Beh, noi chiaramente
contiamo ormai sulla solidarietà e sull'amicizia o comunque sul sostegno di quanti credono nella nostra causa, e sono in parecchi. Addirittura sabato scorso siamo andati a Vicenza, è stato organizzato un evento, ci sono stati centinaia e centinaia di persone, sono intervenuti artisti da tutta Italia per un'espressione solidale con Chico, e sul tantan di questo diciamo riscontro e di movimenti, diciamo, che ci danno assolutamente anche un aiuto morale e un aiuto anche a Chico stesso a resistere. Speriamo che attraverso questa solidarietà di tutta questa gente sia di aiuto per stimolare le nostre autorità per fare un passo ufficiale in favore di Chico Forti. Grazie, e speriamo tanto.